Buonasera a tutti, visti voi, te nuova da oggi, di Recche del suo mese di aprile 2026. Oggi è bella die, sole debole, galo, ma comunque sia sta illuminata tutto canta Saida e quindi potremmo dire che è una bella die. Bene, andiamo diretta a vedere come si presenta Tasaida nostra, si presenta de voi, è tutta illuminata, che lo libero, che ne per una nughetta in presenza, ecco qua, de voi, perfetto. Su Saravallo sempre mesi stropiato, non bisogna sa temperatura, la sole prende un po' tutto canta sadie. Crasa, sabato, qualche nughetta si presenta attraverso la strese e resta calcolato poi tutto su zero. Orte di essere da essa strese in poi praticamente calcolato. Bene, diamo qualche toccamento, bene sul primo escusto, chi oggi è questo bell'evento, a sa 7, di orte di su Cinema Ariston, De Vizi, questa presentazione del suo libro Il canto di una vita, autobiografia di Daniele Cossello, a cura di Sebastiano Piloso. Interventi Mario Sanna, Bacchisi Bandino, Ignazio Macchiarella, Stefano Lavra, Sebastiano Piloso, moderato sul dibattito Marilena Orlesu, sarà presente ovviamente Daniele Cossello, non manchetta sa. Bene, poi abbiamo los eventos, ecco qua, foreste aperte, questo è solo il di aprile, indizi, info e prenotazioni 333 237 17 59. Scopri il programma, poi lo potete vedere sulla pagina appunto de Foreste Aperte 2026. Bene, perdito ha sappato un cellulare, chi è la perdita insomma lo potete telefonare tramite 320 04 06 077 e vi lo tornano. Poi bosamento chi crasa sabato un che se tapettire possa essere sul comitato del suo miracolo. Bene, poi bosamento sempre schibeste dai su 3, su dai che 9, primavera al Parco di Tepilora, tour in quad, pranzo tipico, partenza dall'agriturismo, Ertila, pranzo tipico incluso. Poi abbiamo un altro evento in Siniscola, è abbastanza importante, organizzato dal Socorro Eminas Impare. Abbiamo il piacere di invitarvi all'importante convegno La liturgia sarda la lingua sarda scusate, nella liturgia, norme e prospettive. Domenica 19 aprile 2026, ore 19:30, Siniscola, in località dell'Unione dei Comuni del Montalbo. Relatori Monsignor Sebastiano Sanguinetti, Professor Bacchesio Bandino, Comunicazione Sebastiano Delai, e poi vabbè, il convegno si terrà sottoscritto, già invitiamo calorosamente a partecipare. Bene, 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 bene. Tutto bella scosa, già. E tornamos poi vamos a benedizione verso la famiglia, Zoe di Edecche, via Buseli, Vico Giovanni Calvisi, no, non dico, di Calvisi, boh, Vico De Murtas, via Sarcinamento, questa manzana, Porta Die, via Nucchegarde, via Dante, via Pascoli. Bene, poi, atterritebamo, se no che niente, con la prima pagina del Unione Sarda, uccide il padre con un cacciavite, la tragedia a Bosa, arrestato un 42enne, la madre ha lanciato l'allarme. Elmas, aeroporti ai saldi, cioè in vendita praticamente, vale la metà di Olbia. I dubbi. Fusione degli aeroporti, ora finiscono nel mirino le valutazioni fatte per portare a termine l'operazione. Lo scalo di Cagliari vale meno della metà di quello di Olbia. Anche l'advisor della regione esprime dubbi, attendibilità e sostenibilità
sono a rischio, cioè poteschi erano valutate su meso del corso di Olbia. Oh, ai, ai, ai. Cagliari è il grande flop delle piste ciclabili, poco utilizzate e persino pericolose, che non ha pompiate dal denuvolo che sono utilizzate. L'anno scorso sul ciclista. Da 15 anni Cagliari ha visto un aumento progressivo delle piste ciclabili, eppure sono utilizzate pochissimo. I ciclisti sono appena lo 0,3% dei cittadini, avverte la FIAB. E buona parte di chi si muove in bici o monopattino spesso preferisce percorsi alternativi anche nelle strade che le prevedono, ma il comune continua a puntarci. Stiamo portando avanti numerosi interventi per realizzarle più sicure e piacevoli, ma non vi cola nessuna. Insomma, stanno fatti in Olbia, in Pittulongo, e in pista ciclabile non vi cola nessuna. Colano tutti se stradone, già spacca la bicicletta, che bicircolano, insomma. La guerra, la Premier Meloni dura in aula con l'IDF Sassari, Sassari, essa brigata Sassari, attacco inaccettabile. Bene, andiamo da Innantisi, prima pagina della Nuova, uccide il padre col cacciavite, tragedia a Bosa, Giuseppe Pinna, 78 anni, è stato aggredito dal figlio, inutili soccorsi chiamati dalla moglie in casa durante la colluttazione. La guerra costerà all'isola 2 miliardi di euro. Il gasolio, questo è 2759, già supera 1889. Intervista al ministro Schillaci, potenziamo medici di base, infermieri e telemedicina. Queste chieste, weekend il cantante Scialpi, ho lasciato i jeans strappati, ho ispirato Dolce e Gabbana. Infatti il gusto del jeans strazzolato è proprio una macchina totale. Macchina, vabbè. E chi costa bene al depruso. Al MAC le immagini di Raffaele Petralla indagano sui luoghi minerari che si trasformano. L'ULA, Einstein Telescope è l'anima del territorio. Cioè, con la podata vinasi in diretta, questo evento è un bel evento. Alle spalle i bastioni calcarei del Montalbo, custodi antichi di luoghi incontaminati, danno vita ad una indefettibile quinta scenografia in cui una natura munificata affiora in tutta la sua straordinaria generosità a fare da proscenio alla miniera di Sosenato. Ci sono i silenzi interrotti dal sibilo dei venti che, salendo dalla piana del sole, cabrano sulle cime albine di Cattirina e Turudò e incontrano lo strido delle aquile, creano armoniose sinfonie. C'è la comunità che da tempo immemore abita quei luoghi adatti ai bisogni di una umanità parca, nei bisogni che ha smesso di crescere nei numeri. Questi tre elementi, affidati al cinereporter Raffaele Petralla dall'ufficio comunicazione Einstein Telescope, al servizio cultura sarda della regione, per dare vita ad una mostra fotografica inaugurata il 3 aprile scorso negli spazi del MAC Lula. Aspettando ET, Einstein Telescope e Luna, la miniera, il territorio, il silenzio è il titolo della rassegna curata dall'astrofisica divulgatrice scientifica Edice Pezzulli, che rimarrà visibile fino al 3 maggio, dal venerdì alla domenica, dalle 16 alle 19. Una bella mostra. Vedo poi lo scartellone il fatto il Vinasa in sardo. Andiamo da Innantisi, coralità, jazz e teatro per il Nobel. I cantori celebrano Grazia Deledda, la scrittrice al centro della seconda edizione della Kermesse, Storie di Via Maiore. Gavino Murgia, Giovanni Carroni e Monica Corimbi, protagonisti sul palco dei Ten. Coralità, teatro, musica di alta qualità per celebrare i 100 anni trascorsi dall'assegnazione del premio Nobel alla letteratura alla scrittrice Grazia Deledda. Questo è tanto
questo è tanto alto, il prossimo 8 maggio riempirà il palco del Teatro Eliseo, grazie all'iniziativa promossa dall'Associazione Culturale I Cantori di Via Maiore. Bene, bene, siamo contenti. Un concorso musicale per i giovani talenti, il Comune lancia il premio Città di Nuoro. La scuola civica ospiterà la rassegna nazionale, domande per partecipare entro il 15 maggio. Va bene, andiamo innanzi. Abbattute 50 piante, vista mare, costi estensi in scuola, l'ira del sindaco Farri, scempio ambientale non deve restare impunito, cioè praticamente questo di Sapretaria che hanno seccato questo numero che io chiamo in innanzi che non li sa chiamare dei sumari, cioè, prima ve lo hanno plantato e poi che lo hanno seccato, mimose, lentischi, olivastri, a terra a Sapretaruia riducevano la vista panoramica. Ospedale di comunità, via al centro vaccinale. La ASL di Cagliari cambia le attività del Binaghi, gli ambulatori tornano in piazza De Gasperi, ma è polemica. Trasferimento da completare entro 10 giorni, preoccupa l'accessibilità della vecchia struttura lasciata nel 2017, via De Gasperi, insomma, servizi di Spidale Vezzo. In occasione aeroporti valutazioni nel mirino, fusione, lo scalo di Cagliari vale meno della metà di quello di Olbia, pensate un pacco, Soager 138,6, Geasal 351, Sogeal 32,7, cioè l'equivalente di Pruse Stolbia 351, Cagliari 138, Alghero 32,7. Questo può masettare naturalmente lo sprayer. La Soger è anche mia, non possiamo regalare la nostra indipendenza. Questo è Paolo Angius. Sia ben chiaro, la Camera di Commercio è anche mia. Ergo, esprimo tutta la contrarietà alla vendita dell'aeroporto di Cagliari. Paolo Angius, volto storico del commercio del capoluogo, un negozio in via Garibaldi, ha scritto il post su Facebook all'inizio del mese. Da allora ho ricevuto decine e decine di chiamate, pieno sostegno ad andare avanti. Angius, da sempre contrario alla privatizzazione, è al lavoro per organizzare un'assemblea pubblica. Segue la spiegazione sulla personalizzazione della battaglia. La Camera si sostiene principalmente con il diritto annuale versato dalle imprese, e certo mica il di De Pascale, le imprese iscritte, e con i proventi dei servizi erogati. E siccome noi paghiamo, abbiamo il diritto di scegliere il destino dell'aeroporto. Angius parte da un presupposto: il Mameli è il principale snodo aereo della Sardegna, fondamentale per il turismo e per l'economia locale. Finora ha garantito la mobilità dei sardi e di chi sceglie la nostra isola per le vacanze. Consegnando lo scalo in mani private ne va della nostra libertà e indipendenza. Il commerciante entra nel merito della cessione. Ci dicono che sopra i 5 milioni di passeggeri c'è l'obbligo dell'aumento di capitale. Noi rispondiamo che la Soger ha 44 milioni di riserve in bilancio da poter utilizzare a questo scopo. Ancora è da dimostrare che la gestione di F2I sia più performante. Gradiamo mantenere le chiavi della porta di casa nostra e non dover pagare a terzi il dazio sul passaggio. Ad Angius non piace nemmeno il ruolo della regione. Vogliono versare 30 milioni di soldi pubblici per arrivare al 9,25% e non contare nulla. Davvero non comprendiamo il senso dell'operazione. L'aeroporto ha chiuso nel 2024 con 10,5 milioni di utili, ma si lo chiede imbargamenare proprio che tutti, è una cosa incredibile, incredibile. L'insularità non può penalizzare la sanità sarda. T'ho detto deve spaccare fino al de questa cosa, deve spaccare.
e richiede però a candidare pure. Il ministro della salute oggi a Cagliari, questo è Orazio Schillaci, alla scuola politica dei riformatori. La chiave di volta è l'assistenza territoriale. Ora Schillaci, ci sono regioni più performanti, altre meno. Noi aiutiamo quelle in difficoltà. Lo credo. Governare il sistema sanitario in Italia significa doversi confrontare con tante esperienze diverse. Alcune funzionano bene, altre meno bene. Orazio Schillaci ne è consapevole. In Italia la sanità è delegata alle regioni e quindi a 21 realtà differenti. Noi diamo il massimo supporto a quelle che hanno difficoltà, ci sono quelle più performanti ed altre meno. Il ministro della salute non lo dice, ma tra le meno performanti c'è la Sardegna. Oggi sarà a Cagliari per partecipare all'appuntamento di chiusura della scuola politica dei riformatori organizzata da Umberto Tica, dove sarà chiamato ad un'analisi delle emergenze della sanità nell'isola. Vabbè. Sempre meno risposte per le strutture pubbliche. L'incontro, l'ex ministro Speranza nella sede del PD, rischiamo la deriva con un modello privatistico. Per questa speranza, lo che fa che speranza io hanno detto ministro. Il servizio sanitario nazionale è a 1 millimetro da un cambio di modello. A lanciare l'allarme Roberto Speranza, ministro della salute dal 2019 al 2022, durante gli anni della pandemia e oggi deputato del PD, intervenuto ieri a Cagliari nella sede regionale del partito, in un incontro dedicato al futuro della sanità pubblica. In Italia abbiamo davanti due modelli, ha spiegato, uno basato sull'universalità delle cure, l'altro su un sistema sempre più privatistico, per questo siamo d'accordo. Se non riapriamo una nuova stagione di investimenti sul servizio sanitario nazionale, rischiamo di cambiare modello senza accorgercene. Su questo siamo d'accordo, quindi speranza. Agricoltura, 60 milioni per l'isola. Accordo tra Regione e Agea per sbloccare le risorse PAC sui pascoli sardi. Meno male, l'assessore, tempi certi per le aziende. Coldiretti, accolte le nostre richieste. Superate le attuali difformità nella classificazione dell'uso del suolo e sbloccare l'accesso alle risorse della politica agricola comune, che ammontano a 40 milioni di euro di pagamenti diretti e 20 milioni di risorse collegate alle misure del complemento regionale per lo sviluppo rurale 2023-2027. Questi i punti principali dell'accordo sottoscritto ieri a Cagliari dall'assessorato all'agricoltura Argea e Agea, l'Agenzia Nazionale del Ministero dell'Agricoltura, che coordina e gestisce i finanziamenti europei della PAC. Ma chi sia turismo nei borghi, Borgo sarà lei. Oggi nella sede dell'assessorato regionale al turismo sarà presentato il progetto Turismo nei borghi, con la formale sottoscrizione del protocollo d'intesa tra l'assessorato e i 15 comuni dei borghi certificati in Sardegna. Nel corso dell'incontro l'assessore e i sindaci presenteranno in forma sintetica i progetti di valorizzazione proposti dai comuni, quali elementi qualificanti dell'azione condivisa di sviluppo e promozione dei territori. Vabbè. I borghi, dai, bordo. Anche lei il bordo, Gaetano Cremonese per sempre nel cuore, il Cagliari sulle spalle, il grigio rosso, 3 stagioni speciali, ma domani in campo nessuna pietà. Cagliari Cremonese domani alle 15. Vabbè, si ritorna sempre dove si è stati bene. A Cremona Gianluca Gaetano è tornato addirittura 2 volte lasciandoci il cuore.
quando poi è andato via, oltre a tanti amici, momenti speciali, indimenticabili, è il segno di una promozione storica in tutto 86 partite, spalmate in 3 campionati, arricchite da 17 gol. Aveva 19 anni, la prima volta che si è trasferito nella città dei violini e sino a quel momento non si era mai staccato da Napoli. Tra il 2020 e il 2022 ha così vissuto periodi sofferti e altri esaltanti. Nel frattempo è cresciuto come calciatore e come uomo. Porterò la Cremonese con me, ovunque andrò, disse con un velo malinconico quando salutò compagni e tifosi per mettersi in gioco sotto casa all'ombra del Vesuvio. Certo non immaginava che 3 anni dopo si sarebbe giocato la salvezza con la maglia del Cagliari contro i grigiorossi e viceversa, perché uno è un giocatore, este un giocatore e giocata. Se la guerra continua, l'economia dell'isola perde oltre 2 miliardi. Le previsioni sui costi di carburante ed energia, investimenti ridotti e famiglie più attente alla spesa. Tocca stare pure attento. Annullato il boom del turismo, le imprese sarde soffrono già, pagano prima e incassano tardi. De Pascale, Confindustria, che poi somere di questo giornale, sui costi extra di petrolio e gas. Trasporti garantiti con i prezzi iniziali. La Regione utilizza i risparmi sulla continuità. Il segretario generale Filti, CGIL Boedo, scongiurare l'aumento dei biglietti aerei. Liste d'attesa. Abbatterle si può, rimarranno le sanità, ma occorre l'impegno di tutti. Il ministro della Salute Orazio Schillaci parla della sua azione di governo. Ho chiesto ai carabinieri del NAS controlli speciali sulla intramenia, che è una truffa totale, l'intramenia. Contributi per gli allevatori sardi, cambiano i criteri e arrivano i fondi. Le aree usate dai pastori non erano riconosciute come pascoli. Hai capito? Allora, le aree usate dai pastori non erano riconosciute come pascoli. Superate le difformità nella classificazione dei terreni agricoli e sbloccate oltre 60 milioni di euro destinati alle aziende sarde. È l'obiettivo dell'accordo firmato ieri a Cagliari dall'assessorato regionale dell'agricoltura Argea e Agea, l'Agenzia Nazionale, eccetera, eccetera. Eravamo già visto, cioè praticamente scoprimo come il blocco era dovuto ad una incongruenza del sistema informatico che gestisce i pagamenti, che non teneva conto delle peculiarità della pastorizia sarda. I nostri pastori portano le gregge anche nelle aree definite boscate. Questo fattore impediva di emettere i contributi appunto in zona boscata e non pascoli. Al centro dell'intesa c'è il riconoscimento di 57.000 particelle di pascolo che nel sistema informativo agricolo nazionale risultano ancora classificate come superfici boschive, una situazione che stava bloccando la validazione delle pratiche e quindi l'erogazione dei contributi alle imprese agricole. Una moda innantisi al governo fino alla fine, questa è la premia Meloni in aula. Il no al referendum ci riaccende. Medio Oriente, sospendere il patto di stabilità se la crisi peggiora. Opposizioni unite, non avete fatto nulla. Schlein, siete stati sconfitti, ora tocca a noi. Cioè, però non basta, non avete fatto nulla, tocca a noi, Giacchino Murgoi. Conte, governo complice della distruzione del diritto internazionale, firmata da Trump, prima di Trumpiano, Conte ha cambiato idea. Obbligo di POS per gli edicolanti, nuove regole in vigore dal 20 aprile, necessario pure il registro elettronico.
ancora pochi giorni, poi gli edicolanti dovranno dotarsi, ecco, però non ho cambiato, purtroppo mi dimentico, dotarsi di POS per i pagamenti elettronici e registratori telematici. Lo scorso 19 marzo lo SNAG, il Sindacato Nazionale dei Giornalai, ha tenuto un webinar online dedicato proprio al collegamento dei registratori telematici e gli strumenti di pagamento elettronico POS. Il webinar, a cui hanno partecipato circa 350 persone, si è reso necessario in virtù del nuovo obbligo introdotto dalla legge di bilancio 2025. Deve giocare su POS. Allora, andiamo da innanzi, ancora bombe, siamo con la politica internazionale, sempre fatta di bombe, ancora bombe sul Libano, e Hormuz rimane chiuso. Altro attacco dell'IDF, Trump chiede a Netanyahu di fermarsi. Chiaramente Trump ha permesso, insomma, a Iran di ingere una guerra, non è possibile. Guarda. Zelensky riporta l'attenzione su Kiev, l'Italia ci aiuti. Dopo lo stop imposto dalla guerra in Iran, che ha costretto i negoziatori americani a spostare l'attenzione sul Golfo Persico, le trattative trilaterali tra Washington, Kiev e Mosca riprenderanno in tempi brevi. E questa è la previsione del presidente ucraino Vladimir Zelensky, Volodymyr Zelensky, che in un'intervista alla RAI ha chiesto anche alla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni di fare sentire la sua importante voce per fare sbloccare il pacchetto di aiuti della UE e da 90 milioni in favore di Kiev. Ma in questo Orban che si sta ponendo, come dicono in questo articolo del gruppo di Orban, allora Ungheria verso il voto, Orban tenta di recuperare nella roccaforte rurale, il premier uscente attacca Kiev, ma i sondaggi restano sfavorevoli. Aira Victor, il coro di sostegno, parte compatto poco prima delle 18 e riempie piazza Dosa Nador nel centro di Debrecen. Viktor Orban ha scelto di giocarsi nella roccaforte del suo Fidesz, una delle ultime carte della campagna elettorale, il capoluogo orientale dove il consenso si è consolidato negli anni fino a diventare il potere. Ma oggi quella certezza vacilla. Il premier dal palco ha rilaneato su guerra e economia. Tutti sanno cosa è in gioco, il denaro degli ungheresi. Permetteremo che i soldi degli abitanti di Debrecen finiscano nell'Ucraina, veramente in area europea, dell'Europa che è finito in Ungheria. Pusche Atil. E lo che poi vamos a Milei, Galupeuso, l'ambientalismo è contro il progresso. Questa è la tesi che ha sostenuto il presidente dell'Argentina Javier Milei fin dall'inizio del dibattito sulla controversa riforma della legge sui ghiacciai approvata mercoledì in via definitiva dalla Camera, nonostante le dure proteste delle ONG ambientaliste e l'opposizione di ampi settori della società civile, una posizione ribadita da Milei che forza anche dopo il via libera della Camera, con 137 voti favorevoli e 111 contrari, del provvedimento che mira apertamente a favorire lo sfruttamento intensivo delle risorse minerarie del paese. Gli ambientalisti hanno fallito, i gruppi che cercano di impedire il progresso hanno incontrato in questo governo il loro peggior nemico, ha affermato con la sua consueta verve il leader ultraliberista. L'opposizione e le ONG ambientaliste argentine promettono battaglia. Settori dell'opposizione peronista hanno annunciato la prossima presentazione di ricorsi di incostituzionalità che potrebbero mettere in discussione la sicurezza giuridica che l'esecutivo mira a concedere al settore estrattivo, cioè praticamente quindi
di attaccare pure il ghiacciaio, no? Negoziati sotto le bombe, e no, che devono vedere ad esempio del Libano, Iran, eccetera, eccetera, gli attacchi dell'IDF, cioè adesso israeliano, mettono a rischio la fragile tregua tra Iran, Israele e Stati Uniti. Tel Aviv, su richiesta degli USA, accetta di aprire le trattative dirette con il Libano. Bruxelles sì alla tassa sugli extra profitti. Gli effetti a lungo termine del conflitto mediorientale si devono ancora vedere. Gas, si lavora al piano di emergenza. Il ministro Pichetto Frattin rassicura: spero non debba mai essere utilizzato. Terminamos os itens novas de hoy, que esa sigla de tan captura, poi tenemos partitas, ok, no, ecco qua, ecco. Salutiamo chi ha salutato, ecco qua, Lorenzo Calzone, nei borghi noi andiamo ad abborgare, giustamente, Borgo sarà lei. Allora, è tutto contento. Almeno sul video è buono a tutto, dai, Bizzi TV, beh, venerdì è stato chiamato il borgo, l'antico borgo dei tenori, spesso tempo è già morto, che hanno utilizzato il nome di voi a una ida, è già morto, antico borgo dei tenori, antico, cioè quindi non deve diventare moderno quasi, deve restare antico, eccetera, eccetera, insomma, morto, come sempre.